Sui tavoli romani si gioca a risico, un risico politico, ma pur sempre una battaglia coi suoi carri armatini colorati. Il premier Conte, dopo aver conquistato, come fosse la Kamchatka, la fiducia alla Camera, oggi ha tirato i dadi per trovare una maggioranza in Senato. Ma al di là dei risultati, tra nuove alleanze e passaggi da un fronte all'altro, i commercianti, le attività produttive, gli artigiani, i bar, i ristoranti, i teatri, i musei, il mondo della cultura, impegnati nella lotta per sopravvivere al Covid economico e alle contraddizioni dei DPCM, hanno assistito allo scontro di palazzo come se fosse un mondo lontano dalle vere paure e dalle reali preoccupazioni dei cittadini. È un teatrino molto brutto per chi ha perso il lavoro, per chi non ce la fa arrivare a fine mese e vedere quello che succede a palazzo. Il problema è che io sono convinto sarebbe meglio andare a votare, perché tanto non stanno facendo niente neanche lo stesso. Quindi portiamo con un governo tecnico fino al voto e andiamo a votare e finalmente il centrodestra amministrerà questo paese. Una giornata di bagarre politica mentre le città sono vuote, mentre i negozi restano con le saracinesche abbassate. Dal suo punto d'osservazione il consigliere regionale Veneto Gio Formaggio si augura che arrivino i fondi per investire sul futuro. Una regione come il Veneto ha bisogno di investire in infrastrutture, investire in sburocratizzazione e investire per le aziende. Insomma, investimenti sì ma strutturali in vista del Recovery Fund, 200 miliardi che però sono un prestito da restituire. Non vogliamo mance a destra e a sinistra che dopo, fra 2 anni, ci troviamo senza soldi e con 200 miliardi di debito, perché ricordo a tutti che questi soldi dobbiamo darglieli indietro e allora o li facciamo diventare cose importanti che ne producono ancora, oppure non andiamo da nessuna parte e ci troviamo fra un po' di anni ad avere 200 miliardi in più. Quindi arriviamo a 1500 miliardi di debito, una roba spaventosa che non possiamo più sopportare.